Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti all'anteprima del telegiornale delle 13:20. Quest'oggi è il nostro ospite il senatore Stefano Patuanelli del Movimento 5 Stelle, buongiorno, che ringrazio grazie per l'invito, per essere venuto a trovarci in attesa di riprendere l'attività d'aula che credo incomincerà la prossima settimana fondamentalmente. Sì, iniziamo il 7 con le commissioni e l'8 abbiamo in aula alcune ratifiche di trattati internazionali, poi altri 2 disegni di legge di iniziativa parlamentare sull'istituzione di 2 giornate di diversa natura. Insomma, stanno spopolando le giornate in ricordo di qualcosa. Ah, cioè, sì, effettivamente ogni giorno... Ogni giorno è la giornata nazionale o mondiale di un evento. Allora, cominciamo a parlare, partiamo da Trieste, eventualmente poi andiamo fuori città. Ieri è tornata alla ribalta, magari alla ribalta di un telegiornale, la questione Cabinovia, perché c'è stato un pronunciamento del TAR che in pratica obbliga la Regione a rivedere le concessioni, eccetera. La questione della Cabinovia è una questione che è non solamente locale, se non fosse altro perché i soldi da Roma devono arrivare, e si pensava che fosse possibile attingerli dal PNRR, poi il contributo dovrebbe arrivare dal Ministero delle Infrastrutture. Il condizionale d'obbligo? Beh, secondo me non è un condizionale, la risposta è che non arriveranno dal Ministero. Le informazioni che abbiamo attinto proprio dal Ministero ci portano a dire che non c'è nessuna previsione attuale di un capitolo di bilancio che preveda le risorse per la realizzazione della Cabinovia, né ci sia la possibilità e lo spazio economico-finanziario per reperirlo in futuro. Quindi nel caso le risorse dovrebbero essere locali, quindi da Regione e dal Comune, e non credo che nessuno dei 2 enti sia in grado di stanziare quelle risorse ingenti per realizzare quell'opera. Il pronunciamento del TAR di ieri, che fa seguito a una decisione arrivata a fine anno, mi sembra evidente sia un intoppo burocratico più che uno stop definitivo, nel senso che l'iter di affidamento di concessione per la realizzazione dell'opera avrebbe dovuto seguire la variante, quindi doveva essere successivo a una variante del piano regolatore che non prevede quell'opera in quel contesto, quel tipo di infrastruttura in quel contesto, e quindi il TAR giustamente ha accolto il ricorso delle associazioni ambientaliste, dei comitati, del Comitato Nuovo Via, e ha quindi bloccato l'iter. Questo non è uno stop definitivo, è un allungamento casomai dei tempi. Il problema vero è che è un'opera che dal punto di vista, ripeto, tralascio le questioni urbanistiche ed ambientali che pur ci sono, ma è un'opera che dal punto di vista economico non ha nessuna sostenibilità e che non ha nessuna utilità trasportistica, quindi io ritengo che sarebbe un bene che l'amministrazione prendesse atto di questo e che stralciasse definitivamente l'idea di realizzare quell'opera. Perché è un'opera così divisiva? Il fatto che è diventata divisiva ritengo per la cocciutaggine dell'amministrazione comunale, che a tutti i costi vuole realizzare quell'opera e che però, guardata in modo razionale, non ha un senso, perché non ha un senso, ripeto, trasportistico, non ha un'utilità ampia dal punto di vista del trasporto delle persone, e non ha una sostenibilità economica concreta e reale, cioè i dati di sostenibilità portano a un numero di passeggeri che mai verrà raggiunto su quell'opera, non tiene conto del fatto che ci saranno circa il 10% delle giornate complessive di fermo per la bora, perché statisticamente ci sono circa 34 giornate in cui il vento e la ventosità di quell'area sarà superiore a quanto consentito per tenere in funzione l'opera, e quindi il 10% è tanta roba, nel senso che significa avere nelle altre giornate un 10% in più di traffico passeggeri. Ritengo che sia evidente a tutti, a quasi tutti, che è un'opera inutile, eccessivamente costosa e economicamente non sostenibile,
e però il sindaco e l'amministrazione comunale hanno messo quell'opera come una priorità assoluta per la città, e questo un po', come posso dire, non se ne capisce realmente la ragione. Cambiamo argomento, parliamo di lavoro. Oggi c'è il titolo di apertura anche del Piccolo che parla di cassa integrazione, dell'aumento della cassa integrazione per quanto riguarda appunto il nord-est. Che cosa significa questo? Quali pensieri dovrebbe indurre? Beh, è un ragionamento più ampio da fare, a mio avviso, che riguarda due aspetti: il tema del lavoro e il tema dell'impresa e quindi delle attività produttive del Paese. Noi abbiamo un governo a livello nazionale che continua a dire stiamo raggiungendo tutti i record rispetto all'occupazione, e questo è oggettivamente un dato reale, non è che si può dire che non sia vero, però se entriamo poi con la lente di ingrandimento a vedere che cosa sono quei posti di lavoro, che cosa significa questo dato, lo dobbiamo aggiungere al fatto che abbiamo un calo delle ore lavorate, quantomeno per 2 trimestri di quest'anno, del 2024, c'è stato meno ore lavorate rispetto al 2023, e abbiamo un aumento esponenziale, come scrive il Piccolo oggi come titolo d'apertura, della cassa integrazione. Quindi abbiamo più persone che lavorano, che hanno un'occupazione. Ricordo che per essere occupati basta aver lavorato qualche ora durante un trimestre lavorativo per essere definito come occupato, e però abbiamo quindi un lavoro più povero, perché le persone hanno un'occupazione che però le impiega per un minor numero di ore e molto spesso sono in cassa integrazione. Quindi c'è anche chi lavora e che sta al di sotto della soglia di povertà. Abbiamo 5,7 milioni di persone che in questo momento stanno al di sotto della soglia di povertà assoluta. Quindi è vero che c'è maggior lavoro, ma è un lavoro povero. Perché è così? Perché l'impresa, l'industria italiana è in calo da 24 mesi su 25, in particolare da 21 mesi consecutivi c'è un calo della produzione industriale, c'è un calo della domanda interna, c'è sostanzialmente uno stop alle esportazioni, nel senso che dal 2022 le esportazioni non crescono, e questo ovviamente si ripercuote poi sul mondo del lavoro, e l'effetto è questo: l'effetto è che anche se le persone lavorano, hanno un lavoro che non gli consente di arrivare a fine mese. Allora, aggiungo, chiedo scusa, che se devo dire un elemento su cui questo governo più di tutti gli altri ha deluso le aspettative, è proprio sul mondo dell'impresa, perché dal punto di vista degli incentivi all'impresa siamo tornati indietro di 20 anni, sono state tolte la maggior parte delle misure di incentivo agli investimenti in impresa. Non c'è stata la sburocratizzazione prevista, anzi, se guardiamo il ministro Urso, che è il ministro fantasma di questo governo, ha promesso Industria 5.0, che è al palo perché gli adempimenti burocratici sono enormi per ottenere l'incentivo. È stato distrutto il piano transizione 4.0 che avevamo fatto quando avevo l'onore di stare al Ministero dello Sviluppo Economico, e che ha garantito 27 miliardi di incentivi con un credito d'imposta fino al 50% per tutte le tecnologie 4.0, quindi per quella parte di innovazione che l'impresa ha sicuramente bisogno di ottenere per migliorare la propria capacità produttiva e la produttività d'impresa, e quindi su quel fronte la delusione di questo governo è enorme. Che cosa è successo in Sardegna? Ho poche notizie rispetto a quello che è emerso, anche perché le motivazioni della sentenza non sono ancora chiarissime. C'è stata ovviamente la valutazione da parte della Corte d'Appello delle rendicontazioni che ciascun eletto deve consegnare per mostrare quanti soldi di contributo ha avuto dai cittadini o dalla propria forza politica per la propria campagna elettorale e come li ha spesi, quindi massima trasparenza.
evidentemente c'è stato qualcosa che non andava bene nella rendicontazione della consigliera regionale Alessandra Todde, non in quanto presidente ma in quanto consigliera regionale, ed è prevista la decadenza. Ovviamente questo è il primo grado di giudizio, ovviamente Alessandra avrà, la presidente Todde, i suoi legali che proveranno a dimostrare che così non è, dopodiché chiaramente ci sarà un voto in Consiglio regionale nel caso venisse confermata la decadenza, però è un po' presto per giudicare. Fino a quando non si sarà svolto questa procedura, Alessandra Todde ha tutto il diritto di continuare a fare la Presidente della Regione Sardegna. E la Todde rappresenta è l'espressione del campo largo, insomma, no? Quantomeno perché questa alleanza che, diciamo la verità, sotto certi aspetti ai non addetti ai lavori, sembrerebbe quasi naturale, no? Perché stenta a decollare? È intuibile per certi versi, però... Beh, intanto la definizione di campo largo è piuttosto vaga. Che cosa significa campo largo? Noi abbiamo fatto un percorso politico molto travagliato e complicato anche al nostro interno, e questo percorso ci colloca nel campo dei progressisti, e questo è del tutto evidente. Poi bisogna, anche perché io sono sempre un po' allergico a chi si autodefinisce in un campo, per cui sono le politiche che fai e le cose che realizzi che ti collocano politicamente in un campo, e penso che le politiche che il Movimento 5 Stelle ha fatto possono essere criticabili o meno, non sto dicendo che siano tutte perfette e inappuntabili, però ci collocano in un campo evidente, perché abbiamo sempre parlato di povertà, di ultimi, di disuguaglianza, di diritti, di ambiente, quindi ci collocano nel campo della sinistra, quindi nel campo progressista, nel campo più ampio del progressismo. In questo campo ci sono altre forze politiche che però in qualche modo si autodefiniscono in quel campo, perché io faccio difficoltà a mettere Matteo Renzi nel campo dei progressisti, perché quando ha governato ha fatto politiche non certamente vicine ai progressisti o alla sinistra, ha fatto politiche molto più neoliberali e quasi di destra quando ha avuto l'occasione di governare. E così come oggi il Partito Democratico di Elly Schlein, che sicuramente non è il Partito Democratico di Enrico Letta o di Renzi, e sta cercando di portare probabilmente il Partito Democratico più ancorato al campo dei progressisti, però in Europa vota una commissione di destra, perché la commissione von der Leyen è una commissione molto spostata a destra, che retrocede sui campi dell'ambiente, che guarda il finanziamento più dell'industria bellica che dell'industria civile, che in qualche modo sul tema dei conflitti ha una posizione che è difficilmente compatibile col campo progressista. Sì. Allora queste sono le difficoltà che facciamo all'interno di quel campo, dopodiché è del tutto evidente che non si può pensare di realizzare una coalizione politica con l'unico presupposto di non far vincere gli altri, perché non funziona. Sì. O riesci ad avere un disegno diverso per il Paese, provare a costruire un progetto diverso e alternativo alla destra e lo sottoponi al giudizio degli elettori, oppure se ti presenti solo per dire non voglio che la Meloni vinca ancora, la Meloni vincerà per i prossimi 40 anni. Abbiamo ancora 2 minuti per parlare di un argomento che in questi mesi insomma, si sta un po' anche trascinando per certi aspetti, perché è sempre più palese che se parli con le persone la gente non capisce per quale ragione non ci sia stato in questi anni nemmeno un tentativo di iniziare un negoziato di pace per quanto riguarda la questione Russia-Ucraina, non tanto per quanto riguarda la questione medio orientale, dove insomma, qualche cosa insomma, si è discusso, eccetera. La gente quella stanchezza di cui parla persino la Meloni è abbastanza evidente nelle chiacchierate. No, guardi, la dico citando Einstein quando definiva la follia come il continuare a fare sempre la stessa cosa sperando di avere un risultato diverso. È del tutto evidente che è folle pensare che la continua rincorsa agli armamenti e all'invio di armi in Ucraina possa portare a qualcosa di diverso se non alla prosecuzione del conflitto. Noi abbiamo detto, noi inteso come sistema paese,
che la Russia avrebbe avuto un collasso economico, e la Russia cresce molto più dell'Europa e non ha avuto un impatto economico, che dal punto di vista militare era un'armata Brancaleone. La Russia dopo 15 giorni di conflitto occupava più o meno gli stessi territori che occupa oggi e forse qualcosa in meno, anche a dimostrazione del fatto che l'interesse russo, ovviamente illecito, illegittimo dal punto di vista del diritto internazionale, era quello di occupare i territori che occupa e non quello di arrivare a Lisbona come qualcuno sosteneva all'inizio del conflitto. Non c'è nessun, a mio avviso, rischio di invasione dell'Europa da parte della Russia. La Russia in modo, ripeto, folle, illegittimo, in spregio del diritto internazionale ha invaso dei territori, ma lì si è fermata, e credo che se continuiamo soltanto a pensare che l'unica strada sia quella di continuare a armare l'Ucraina per difendersi dalla Russia e per provare a riconquistare le terre perdute, questo conflitto è destinato a durare molto a lungo e secondo me a durare fino a quando il business della ricostruzione non sarà superiore al business delle armi, e credo che sia francamente inaccettabile, e credo che l'atteggiamento dell'Europa certamente alleato degli Stati Uniti, ma in questa fase di alleato succube e silenzioso, sia in realtà sbagliato e dovrebbe essere un ruolo molto diverso. Allora, grazie al senatore Stefano Patuanelli Grazie per essere stato con noi, buona ripresa del lavoro parlamentare, e noi ci vediamo dopo la pubblicità con il telegiornale delle 13:20. Vi ricordo anche che questa sera, se non mi sbaglio, poi magari sarò più preciso, c'è anche la partita della Triestina che va in onda, per cui insomma, come si dice, finger cross, e ci vediamo dopo la pubblicità. Grazie a tutti e arrivederci, e a più tardi, insomma, tra poco. Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre con la cronaca. La polizia è a caccia di altri 3 stranieri ricercati per la rapina ai danni di 2 triestini avvenuta nella serata di giovedì in Largo Barriera. L'altro componente della banda, l'egiziano arrestato la sera stessa dagli agenti della questura, si trova al carcere del Coroneo a disposizione dell'autorità giudiziaria. I rapinatori erano 4. Dopo l'arresto del cittadino di origine egiziana, gli agenti della questura sono a caccia dei 3 complici, anche loro stranieri. Si stringe il cerchio attorno al grave fatto di cronaca di giovedì sera, avvenuto poco prima delle 22. 2 triestini di mezza età erano stati rapinati in Largo Barriera, zona centralissima della città, con negozi e locali di ogni tipo, frequentati a ogni ora del giorno e della sera. Eppure questo non aveva scoraggiato i 4 malintenzionati dall'accerchiare le loro vittime, puntargli un coltello addosso e chiedere soldi e oggetti preziosi. Un magro bottino, quello della banda straniera. I 2 malcapitati avevano potuto consegnare pochi spiccioli e un telefonino. Dopo la chiamata al numero unico di emergenza, sul posto erano intervenute le volanti della polizia. Erano bastati pochi minuti per rintracciare e arrestare il cittadino egiziano, quello che aveva impugnato il coltello. E infatti gli agenti l'avevano sorpreso con l'arma ancora addosso, mentre il malintenzionato stava cercando un posto sicuro dove nascondersi, per poi far perdere le proprie tracce. Sequestrato la lama, il cittadino di origine egiziana era stato portato al carcere del Coroneo. È caccia ai 3 complici, dicevamo, sì, perché questi erano riusciti a fuggire prima dell'arrivo della polizia. Largo Barriera è una zona ben coperta da telecamere, al vaglio le immagini di videosorveglianza dei vari circuiti per intercettare il passaggio dei rapinatori. Reati informatici e cyberterrorismo. Nel 2024 in Friuli Venezia Giulia la Polizia Postale ha monitorato 3.800 spazi web ed è solo uno dei dati diffusi dal report dell'attività relativa appunto allo scorso anno.
Minacce e diffamazione attraverso la rete, revenge porn, attacchi informatici e truffe online sono solo alcuni dei reati intercettati dalla Polizia Postale del Friuli Venezia Giulia nel 2024. Secondo il report divulgato dalla Questura per il contrasto del cyberterrorismo, il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica del Friuli Venezia Giulia durante l'ultimo anno ha monitorato circa 3.800 spazi web. Negli ultimi 12 mesi in Regione sono state effettuate 23 perquisizioni per detenzione e diffusione di materiale relativo allo sfruttamento sessuale dei minori online, per un totale di oltre 7.350 gigabyte di materiale multimediale sequestrato. Per gli stessi motivi sono state denunciate 20 persone, sottoposte a monitoraggio 220 spazi virtuali. Trattati inoltre 9 casi di adescamento online che hanno portato alla denuncia di 4 persone. In Regione sono state denunciate 12 persone per minacce e diffamazioni compiute sul web, eseguite 3 perquisizioni locali, personali e informatiche e monitorati 216 spazi virtuali. Sono inoltre stati trattati 27 casi di sextortion, di cui 24 con vittime uomini. 3 invece i casi di revenge porn, che hanno portato all'esecuzione di 2 perquisizioni personali e locali e altrettante denunce. Trattati inoltre 62 casi di sostituzione di persona commessi utilizzando il web, che hanno portato alla denuncia di 10 persone. Il COSC Friuli Venezia Giulia nel 2024 ha gestito circa 210 attacchi informatici diretti a privati e aziende, perpetrati mediante accesso abusivo al sistema informatico, e ha bloccato e recuperato un totale di 160.000 euro inerenti ad alcune truffe attuate con la tecnica del falso operatore bancario. In un anno sono state denunciate complessivamente 96 persone per truffe online e frodi informatiche, sono stati inoltre monitorati 487 spazi virtuali fraudolenti. Infine, nell'ambito della campagna di prevenzione, la polizia ha incontrato 68 scuole, raggiungendo 8.200 alunni. Via libera al ritorno in classe degli alunni del liceo Petrarca nella sede succursale di via Tigor. Le lezioni riprenderanno regolarmente il 7 gennaio dopo il sopralluogo che garantisce la sicurezza degli ambienti. Il caso era scoppiato lo scorso 13 dicembre dopo il crollo di grossi pezzi di intonaco staccatisi dal soffitto di un'aula. Il materiale colpì sulla testa una ragazzina di 18 anni, poi finita in ospedale. Gli alunni del Petrarca lo scorso 17 dicembre si unirono in corteo con i giovani di altre scuole per protestare per lo stato in cui versa l'edilizia scolastica. Vediamo il servizio. Come da cronoprogramma, il 7 gennaio gli alunni del liceo Petrarca potranno tornare nella succursale di via Tigor 22 a Trieste dopo il crollo di parte dell'intonaco in un'aula. Ha infatti dato esito positivo la verifica di tutto l'edificio, come confermato dall'ingegnere dopo la specifica richiesta dei vigili del fuoco. Aule, servizi igienici e parti comuni sono stati posti in sicurezza, in molti casi realizzando nuovi controsoffitti con materiali di alta qualità. I lavori sono stati eseguiti nel rispetto dei tempi. È l'esito di un sopralluogo effettuato dai funzionari e tecnici dell'EDR di Trieste con i rappresentanti del liceo Petrarca e della ditta appaltatrice. Non solo gli ambienti scolastici, ma anche gli elementi architettonici come la storica scala monumentale sono stati oggetto di intervento. La scala è stata protetta con un telo contenitivo e filtrante per garantirne l'utilizzo in sicurezza, in attesa di un restauro da concordare con la soprintendenza. Al quinto piano dell'edificio è stata interdetta l'aula interessata dal crollo. Gli alunni della scuola saranno ospitati in una stanza adiacente, finora utilizzata per attività di supporto didattico per consentire ulteriori approfondimenti. Il caso risale al 13 dicembre scorso, quando durante la seconda ora di lezione crollarono improvvisamente dal soffitto grossi pezzi di intonaco. Parte del materiale cadde addosso a una ragazza di 18 anni, poi portata in ospedale, fortunatamente non in gravi condizioni. A seguito di quell'incidente, gli alunni del Petrarca organizzarono un corteo per il 17 dicembre che vide la partecipazione di oltre 1.000 giovani di diverse scuole scesi in protesta lungo le vie del centro di Trieste per lo stato in cui versa l'edilizia scolastica. Siamo collegati con la sala operativa della polizia locale, siamo in compagnia dell'agente scelto Fabrizio Morello, che ringrazio per essere appunto collegato con noi, al quale cedo la linea per le novità per quanto concerne viabilità e traffico, ma presumo anche per ricordare la chiusura della Galleria Sandrinelli, chiedo scusa, a partire da martedì prossimo. Buongiorno agente Morello. Buongiorno a lei, a voi in studio, a tutti i telespettatori. Sì, iniziamo ricordando la chiusura della Galleria Sandrinelli, che sarà dalle 8:30 di martedì 7 fino alle 24 di domenica 12 gennaio, con una deroga per il trasporto pubblico locale. Questa
di oggi è stata una mattinata molto tranquilla, tranne negli ultimi momenti che ci sono stati 2 incidenti con feriti, uno in via San Marco, intersezione via Alberti, dove ci potrebbero essere dei piccoli problemi di viabilità, e uno in via Maovaz. Ricordo inoltre che in strada costiera 88 ci sarà una nostra pattuglia per fare viabilità, probabilmente un piccolo restringimento di carreggiata per assistere i vigili del fuoco che stanno spegnendo un incendio in quella zona della costiera. Inoltre ci saranno dei lavori urgenti di Acegas in via Caboto 26, sempre con il restringimento della carreggiata a causa di un cedimento di un tombino. Voglio ricordare di non sostare in questi giorni e nel futuro prossimo nella sede tramviaria tra via Casali e piazza Dalmazia per le prove tecniche del tram. Per quanto riguarda le manifestazioni future, ricordo che questo pomeriggio alle 15 ci sarà la partita della Triestina contro la Clodiense e che il giorno 6 dalle ore 11:45 ci sarà una processione per l'Epifania della comunità greco-orientale che dalla chiesa di San Nicolò attraverserà le rive fino al Molo Audace. Questo è tutto per oggi. Grazie agente Morello, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi. Prima giornata di saldi con grande movimento tra i negozi quest'oggi a Trieste. Agli acquirenti locali si sono aggiunti anche numerosi turisti che approfittano degli acquisti a prezzo scontato. Evviva i saldi 2025! Buona partenza a Trieste per i saldi invernali scattati oggi in tutta Italia. Nella prima giornata i negozianti cittadini hanno notato un grande movimento di persone interessate agli articoli a prezzo scontato. La speranza è che l'interesse poi si traduca in acquisti. Allora c'è grande movimento, grande fermento, grande desiderio di approfittare degli sconti per soprattutto gli articoli che costano un po' di più, vuoi capispalla, vuoi delle scarpe un po' più importanti, però siamo contenti che c'è una buona presenza anche questa mattina. Abbiamo già abbastanza movimento da parte della clientela, anche da parte dei turisti, e siamo partiti abbastanza bene. Secondo una recente indagine di Confcommercio Imprese, 6 italiani su 10 sono pronti a comprare in saldo, soprattutto capi di qualità e di marchi nella fascia medio-alta di prezzo. Il cliente che sta acquistando il saldo compra cose di qualità, approfitta della scontistica del 20, il 30% e cercano cose diciamo abbastanza giornaliere, cose sportive, pantaloni, maglioni, delle giacche e anche la giubbotteria. Il 49% degli acquirenti approfitterà dei saldi per comprare un prodotto desiderato da tempo, con una maggiore propensione tra i giovani. Sono uno che si butta sempre sulle ultime novità come ad esempio giacche o scarpe, quindi con i saldi spero di trovare scarpe scontate, però insomma spero che ci siano dei buoni sconti di cui approfittare. Solo guardiamo per adesso. Sì. Non ha idee precise su cosa comprare? Assolutamente no. Ma pensa che approfitterà dei saldi? Ah sì, magari più avanti, oggi no, troppa gente. Ma può anche essere, però ormai ho gli armadi pieni. E a Trieste a dare impulso ai saldi sono anche i numerosi turisti. Sono turista, sono con la mia famiglia. E cosa speri di trovare? Le giacche, non so, i pantaloni, le magliette, un po' di tutto. Al pari di quanto fatto in altre città d'Italia, i carabinieri del comando provinciale nella giornata di ieri hanno fatto visita ai reparti del Burro Garofalo per regalare un momento di gioia e un gesto di vicinanza verso i piccoli degenti e le loro famiglie. L'iniziativa ha coinvolto circa 50 bambini ai quali sono stati donati gadget, dolciumi e caramelle. Un gesto semplice, di forte impatto emotivo, soprattutto per i carabinieri che hanno incontrato i piccoli pazienti e che ha regalato sorrisi e un pizzico di serenità a chi è costretto a trascorrere le festività lontano da casa. Presente all'evento anche la nuova direttrice generale, la dottoressa Francesca Tosolini, ma anche il direttore amministrativo, il dottor Stefano Russian e la dottoressa Donatella Fontanot, a sottolineare l'importanza di queste collaborazioni non solo per i bambini ricoverati, ma anche per gli operatori e i caregiver nell'idea di realizzare una grande famiglia. Sotto la lente di ingrandimento della CGA di Mestre, le multinazionali presenti in Friuli Venezia Giulia, che stando all'analisi contribuiscono ancora poco al sistema fiscale del nostro Paese.
I lavoratori occupati dalle multinazionali presenti in Friuli Venezia Giulia sono poco più di 95.100, pari al 25,1% del totale. La media nazionale è pari al 20%. Per quanto concerne il fatturato, il dato annuo riferito al sistema produttivo della nostra regione è pari a 96,7 miliardi di euro. La quota riconducibile alle big company si attesta ai 48,1 miliardi, il 49,8% a fronte di un dato nazionale che si attesta al 45,7. Ancora, nella nostra regione sono presenti 4.094 unità locali riferite alle multinazionali, con un'incidenza del 4,4% rispetto alla media nazionale pari al 2%. L'analisi settimanale della CGIA di Mestre stavolta si concentra sui benefici che le multinazionali apporterebbero al sistema fiscale del nostro Paese, benefici che in realtà sarebbero piuttosto minimi. Ad esempio nel 2022 le società controllate dalle prime multinazionali del web presenti nel nostro Paese hanno fatturato 9,3 miliardi di euro, ma hanno versato all'erario soltanto 206 milioni. In soldoni, stavolta è il caso davvero di dirlo, esse impoverirebbero il Paese. Le multinazionali, infatti, giova ricordarlo, usufruiscono delle infrastrutture del nostro Paese, porti, aeroporti, ferrovie, ricorrono a quelle sociali, giustizia, sanità, scuola, università, sfruttano le reti informatiche. Per insediarsi in Italia, le big company usufruiscono di agevolazioni o incentivi. Quando sono in difficoltà ricorrono alle indennità erogate dall'INPS, spesso ricompensate solo in minima parte dai contributi versati. Tutto ciò, sottolinea la CGIA, diminuisce la base imponibile su cui si applicano le aliquote fiscali e conseguentemente il gettito fiscale. Dunque le disuguaglianze aumentano e la povertà cresce. Per contrastare i paesi che applicano alle multinazionali politiche fiscali compiacenti è entrata in vigore la Global Minimum Tax. Secondo un dossier della Camera dei Deputati, tuttavia, il gettito previsto dall'applicazione dell'aliquota del 15% sulle multinazionali sarà però contenuto assai. Quest'anno si stima un incasso per il nostro erario di 381,3 milioni di euro, nel 2026 427,9, nel 2027 432,5, nel 2033, ultimo anno di stima, si sfioreranno i 500 milioni di euro. Andiamo adesso con le immagini alla 10ª edizione della Corsa della Bora che si svolgerà fra oggi e domani. Quest'oggi la partenza delle prime due gare, la 50+50 e la 105 km, domani la giornata clou con le altre 7 partenze, gli arrivi e la novità del salotto delle premiazioni a Porto Piccolo, con un mini festival gastronomico a chilometro zero per una vera e propria celebrazione del decennale. Come ogni anno è stato superato il record di iscritti, sfiorate le 3.000 presenze. Previsioni meteo sono favorevoli e non vedono precipitazioni, molti i ritorni tra i favoriti della corsa. Armonia invece domani festeggia il 2025, saluta l'arrivo del 2025 con uno spettacolo fuori abbonamento al Teatro Basaglia con inizio alle 16:30. Lo spettacolo si intitola Trieste Mia Bon 2025 e vede protagonista Alessio Colautti. Direi che è stato più intenso del 2023, ma spero sarà meno intenso del 2025. Alessio Colautti archivia dunque un intenso 2024 ed apre domani il 2025 con uno spettacolo presentato fuori abbonamento dall'Armonia. Trieste Mia Bon 2025 al Teatro Basaglia nel parco dell'ex OPP, dove si svolge la stagione di Armonia con inizio alle 16:30. Nel 2003 ho debuttato, ho iniziato la mia attività all'Armonia col teatro amatoriale per poi farne una professione. Sarà uno spettacolo con l'escursus dei generi più amati per i triestini, dall'operetta alla canzone triestina, passando per anche altre contaminazioni come Cechelin piuttosto che altri generi, per augurarsi in musica e non solo in musica buon anno. È un appuntamento particolare. Colautti si esibirà davanti a un pubblico leggermente differente rispetto a quello che al Miela segue la sua stagione. Sarà un pubblico cosiddetto fusion, cioè dove sarà un pezzo di quelli che seguono la stagione al Miela, verranno a fondersi con quelli che seguono la stagione dell'Armonia, e sarà un pubblico particolare, ci si prepara in maniera particolare, anche un po' più accurata e avveduta. Al Miela Alessio Colautti tornerà già domenica 12 gennaio.
Vediamo adesso il meteo per chiudere, partendo dalla situazione generale. Un promontorio anticiclonico con correnti settentrionali interesserà quest'oggi il Friuli Venezia Giulia. Domani inizieranno ad affluire negli strati medio-bassi correnti sud-occidentali più umide. Fra lunedì sera e martedì mattina passerà un fronte atlantico. Le previsioni per domani a questo punto: dalla costa alle prealpi, giornata umida e piuttosto fredda, con cielo da nuvoloso a coperto e con possibili foschie. Dal pomeriggio saranno possibili deboli piogge sulle zone orientali, sulla zona montana, specie sui settori più interni ed in quota, cielo variabile con lo zero termico sempre attorno ai 600 metri di quota circa. Ci vediamo alle 19:30, però vi ricordo la telecronaca della partita della Triestina contro la Clodiense, che sarà trasmessa a partire dalle 21:30. Buon pomeriggio a tutti, a più tardi.